Il Consiglio regionale del Veneto accoglie oggi il paese di Arquapolesine per parlare del Palio degli Occhi. Ricordiamo le date, sono fondamentali: 30-31 maggio, 1-2 giugno. Arquapolesine si riempirà di attrazioni che riguardano le nostre radici, le nostre tradizioni e soprattutto una storia polesana che non deve essere dimenticata. Ringrazio davvero l'amministrazione comunale di Arquapolesine, l'associazione Musici e Sbandieratori Arquatesi per essere stati con noi oggi, perché è una festa che va celebrata e ricordata, e insomma non solo giochi e attrazioni, anche buon cibo, buon vino, per cui vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi il 30, il 31, 1 e 2 giugno ad Arquapolesine. Siamo giunti alla 37esima edizione, ogni anno cresciamo sempre di più con il numero di partecipanti, quindi venite numerosi, saranno delle serate molto belle, con cene medievali, con spettacoli pirotecnici, con sbandieratori, la corsa degli occhi finale che sarà tutto da seguire, quindi vi aspettiamo, ricordo le date, 30, 31, 1 e 2 giugno, perché Arquapolesine vuole crescere insieme al Polesine. Quest'anno il Palio di Arquà cresce ancora di più, spettacoli a non finire. Vedete, oggi sono vestito da sbandieratori perché gli sbandieratori sono un elemento importante della manifestazione, come lo sono gli altri spettacoli di mangiafuoco, sputafuoco, bellissimi i fuochi piromusicali della realtà, dell'eccellenza arquatese, la Martarello SRL, che è famosa in tutto il mondo, e sono spettacoli imperdibili. Poi taverne, locande, ci sarà da mangiare, buon cibo, cene medievale e con contesto storico meraviglioso, e poi entrando nel castello di Arquà sarà una sensazione unica. Quando si entra nel castello, un bel sospiro di sollievo, si entra in un mondo nuovo, un mondo colorato e vestito a medioevo che nessuno può perdere. Pertanto vi aspettiamo il 30-31 maggio, 1-2 giugno nella meravigliosa realtà di Arquapolesine, nel castello di Arquapolesine, e per il Palio di Occhi. E tutto questo è stato reso possibile grazie A moltissimi volontari, centinaia di volontari che da mesi si adoperano per questa manifestazione, e li vedrete tutti attivi durante questi giorni del Palio, quindi un grazie a tutti i volontari, perché senza di loro tutto questo non potrebbe esistere.